L'ASP di Agrigento annuncia in una conferenza stampa la riduzione delle liste di attesa. A Palermo l'assessore alla sanità Volo firma un accordo per effettuare screening gratuiti in tutta l'isola per prevenire tumori. Presentato stamani presso il Parco Archeologico di Agrigento il cartellone artistico invernale, riflessi culturali, teatro e musica al Palacongressi. Sabato al Teatro Pirandello sarà illustrata la nuova rassegna del Festival Pirandelliano che toccherà i vari centri della nostra provincia. Controllo del territorio da parte dei carabinieri di Canicattì, arrestato un latitante. Pericolo a Fontanelle per gli automobilisti, autobus parcheggiati dovunque, restaurato il parco giochi di via Alessio Di Giovanni, presto un murales. Presentato ieri presso l'Archivio di Stato di Agrigento il premio Navarro 2024-2025, sarà coinvolta anche la nostra città. Cifre in continuo aumento per l'export siciliano, secondo i dati pubblicati da Unioncamere e Sicindustria. A Palermo cerimonia di premiazione del premio Melissa Riggio, prematuramente scomparsa, originaria di Burgio. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento del nostro TV Notizie di oggi 2 ottobre mercoledì. Ridurre le liste di attesa, è stato questo il tema della conferenza stampa che si è svolta presso l'ASP di Agrigento. Le interviste. In cosa consiste il piano di abbattimento delle liste d'attesa dell'ASP di Agrigento? Il piano di abbattimento delle liste d'attesa ad Agrigento è simile, se non uguale a quello in tutta Italia, perché il problema è sicuramente generale che riguarda tutto il nostro paese. Noi ad Agrigento siamo partiti con l'istituzione di una cabina unica di regia dei tempi d'attesa, dove ci sono dei ragazzi che svolgono da circa un anno un'attività di recall, cioè chiamano i pazienti in lista d'attesa per avere conferma se quella prestazione la vogliono eseguire oppure se non sono i più interessati. In quel caso vanno a liberare dei posti che vengono dati a persone che sono in lista e che hanno necessità di aver anticipato la prestazione. Abbiamo istituito un numero di telefono a cui i cittadini si possono rivolgere, che è il 407 699, e un numero a cui il cittadino può chiamare. Risponderanno dei ragazzi da lunedì al sabato, sia la mattina che il pomeriggio. Lo abbiamo aperto anche il sabato questo servizio, quindi 6 giorni su 7. Chiamano e dicono: guardi, questa prestazione a me non interessa più perché l'ho fatta per conto mio, oppure mi sento meglio, non la voglio fare, qualunque sia il motivo, noi l'andiamo a cancellare e quel posto reso disponibile lo andiamo a dare a chi ha realmente necessità, oppure anche tramite un'email che è presente sul sito istituzionale, che si chiama disdettaprenotazioni@aspag.it, dove il cittadino può mandare anche un'email. Tra l'altro è in corso di approvazione da parte della Direzione Generale un regolamento con atto deliberativo dove il cittadino che non disdice la prenotazione in anticipo e quindi per dare la possibilità ad un altro che ha bisogno e che è in lista d'attesa di prendere il suo posto, incorrerà nel pagamento di una sanzione che corrisponde alla quota di compartecipazione, cioè il ticket, chiamiamolo. La novità con il decreto ministeriale del 29 luglio del 2024, quindi di circa 2 mesi fa, stabilisce che la quota di compartecipazione la pagherà anche il cittadino esente, perché se voi considerate che nella nostra provincia la maggior parte dei cittadini sono esenti e quindi si ritengono immuni dalla quota di partecipazione, con questo nuovo regolamento anche il cittadino esente, se non disdice la prenotazione in tempo,
dovrà pagare anche lui il ticket. Naturalmente stiamo perfezionando un po' tutta questa procedura che consiste nel dare la possibilità al cittadino che non si è presentato di presentare eventualmente una giustificazione, perché magari quel giorno aveva la febbre, era ammalato, quindi ci inviano un certificato medico e noi non somministreremo quella sanzione. Stiamo mettendo in atto tutta una serie di servizi che servono principalmente, oltre che ad abbattere lista attesa, dare la certezza della prestazione entro i termini a chi ha realmente bisogno, sia con la metodologia RAO di cui aveva parlato il direttore generale, quindi non ripeto ancora quanto detto dal mio direttore, ma anche con il percorso di tutela. Noi garantiamo al cittadino che ha realmente bisogno che la prestazione sia resa entro i termini. Naturalmente stiamo parlando sempre di prestazioni in primo accesso, cioè che significa? Il front office del cittadino con il servizio sanitario nazionale in prima battuta. Io non so che problemi ho, allora chiedo che sia eseguita una determinata prestazione. I controlli invece escono da questo sistema di garanzia, non perché, attenzione, l'ho stabilito io o il direttore generale, ma perché è una legge nazionale. Allora, l'obiettivo oggi era di comunicare a tutta la popolazione che siamo riusciti ad azzerare le liste d'attesa per quanto riguarda il 2023. Era un obbligo che ci aveva dato l'assessorato, obbligo che ci aveva dato, come avevamo come scadenza il 31 di dicembre, ci siamo riusciti al 30 di settembre. Ma la cosa più importante è che oggi cerchiamo di avviare un percorso virtuoso che possa verificare l'appropriatezza prescrittiva prima, cioè alla prenotazione, e lo stiamo avviando già con una procedura che abbiamo condiviso con l'Ordine dei Medici, con la FIMG, che sarebbe il sindacato dei medici prescrittori, dei medici di medicina generale, in modo tale da dare la possibilità all'utenza che ha realmente bisogno in tempi urgenti di effettuare la prestazione, di garantire la prestazione, quella con la B, entro i 10 giorni. Però di valutare che eventualmente gli esami che in rapporto al quesito diagnostico non sono in B verranno lo stesso prenotati in tempi diciamo più lunghi. Tutto questo per consentire al cittadino che ha realmente bisogno di effettuare la prestazione nel più breve tempo possibile. Noi abbiamo alcune prestazioni critiche che non riuscivamo a garantire per il 2024 entro i tempi, entro i 10 giorni. Su queste prestazioni critiche, solo per fare un esempio, la colonscopia, la risonanza magnetica, abbiamo adottato questa procedura, ci stiamo avviando quindi a poter garantire tutto ed è una metodologia di lavoro sicuramente innovativa. Lei l'ha definito modello Agrigento, perché? Noi come modello l'abbiamo chiamato triage ambulatoriale. Diciamo che parte da Agrigento questa esperienza di utilizzare la metodologia RAO non a posteriori, uso un termine tecnico, ma prima alla prenotazione, in modo da valutare prima alla prenotazione se l'esame è appropriato o meno, in modo da poter dare al cittadino che deve fare l'esame appropriato i tempi giusti. Tumori al seno, un accordo è stato firmato tra la Regione, Assessorato alla Sanità, alla presenza dell'assessore regionale Volo e la Komen Italia per effettuare screening gratuiti in tutta la Sicilia, raggiungere le zone più disagiate dell'isola al fine di prevenire e diagnosticare i tumori al seno. Le interviste ai protagonisti. Oggi abbiamo firmato un accordo molto importante con l'associazione Komen perché con il loro contributo, che già da tempo viene comunque elargito alla Sicilia, in accordo con il DASOE, che è il dipartimento che si occupa per l'appunto delle prevenzione, noi potremo raggiungere, grazie al mezzo mobile che inauguriamo stamattina, potremo raggiungere anche le
persone, le signore che vivono in condizioni di località più disagiate e anche, devo dire, le isole, in maniera che così anche per loro avviarsi alla diagnostica per il riconoscimento precoce di un'eventuale presenza patologica potrà dare la possibilità di una guarigione totale, e questo naturalmente non dovrà mai e poi mai diventare occasione di migrazione passiva, perché tengo a ricordare a tutti che comunque i nostri centri regionali sono sicuramente nella possibilità di offrire con la massima tranquillità e la massima capacità professionale le cure necessarie. Quello di oggi è stato un momento importantissimo perché ha visto la firma tra Comen Italia e la Regione Sicilia di un accordo dedicato alle donne siciliane attraverso l'impiego di un'unità mobile offerta da Comen e dedicata alla Sicilia, ai programmi di screening nell'ambito di questo accordo, ma che speriamo possa ampliarsi sempre di più anche alle donne che hanno bisogno di una valutazione e che sono escluse per motivi sociali o per motivi geografici dalla possibilità di rientrare nei programmi. Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento ha presentato oggi il cartellone artistico invernale intitolato Riflessi culturali, teatro e musica al Palacongressi. Presenti Roberto Sciarratta, direttore del parco, Gaetano Ronica, direttore artistico del cartellone, il sindaco Franco Miccichè e il presidente della Fondazione Teatro Pirandello Alessandro Patti. Noi abbiamo seguito la conferenza stampa. Oggi si presenta la nuova stagione teatrale organizzata dal Parco Archeologico e che vede come fulcro il Palacongressi con tante novità, musica, teatro e nomi di livello nazionale. Devo dire, l'anno scorso abbiamo cominciato a rodare l'attività culturale al Palacongressi, che poi si è protratta per tutta la stagione, non solo con teatro, con solo un musical, ma musica jazz e cinema. E quest'anno invece, nei tempi utili, stiamo presentando oggi un cartellone che vede degli attori e attrici di primo piano con temi importanti e che prevede anche la realizzazione dei musical e che prevede il ritorno dell'attività di Venerdì nella Valle Musica Jazz proprio nella sala quella più piccola al Palacongressi, un'attività che ci consente di mettere in moto il Palacongressi, che sarà uno dei centri culturali che gestirà questo parco. Abbiamo già per esempio approvato i lavori di trasferimento della biblioteca Luigi Pirandello al Palacongressi. Il Palacongressi vive, sarà un contenitore culturale che ravviverà anche quella parte di Agrigento, Villaggio Mosè, che necessita di luoghi di cultura attrattivi. Direttore, si sente il peso di Agrigento, capitale della cultura 2025? Il peso certamente è una iniziativa importante e che non ci deve cogliere impreparati, ma da questo punto di vista noi stiamo lavorando. Oggi saranno con noi il sindaco, il presidente della Fondazione Pirandello, Luigi Pirandello, del Teatro Luigi Pirandello, perché noi alcune attività le faremo di concerto, le faremo insieme, perché vogliamo offrire a tutti i frequentatori dei nostri teatri, vogliamo offrire un programma variegato e se ci sono più sale, più luoghi dove queste attività possono iniziare, offriremo soprattutto maggiore possibilità di ricerca e di valorizzazione. Oggi si presenta la nuova stagione teatrale sponsorizzata dall'Arco della Valle dei Templi, dal Parco Archeologico. Sì, è una bellissima giornata, l'aspettavamo da tempo, il titolo già dice tutto, riflessi culturali in una città che merita di riflettersi nella cultura e che dovrebbe anche riflettere sulla cultura. L'invito a questo è che riflette sulla cultura, speriamo che
questo anno porti bene a tutti, noi stiamo facendo il nostro col massimo impegno e presentiamo una stagione di primissimo livello, anzi io devo dire che sto facendo fatica a non tradire l'emozione e anche in qualche modo l'esaltazione per questa stagione, perché credo che sia veramente importante. I temi sono tantissimi, dalla presenza massiccia di attrici, donne, che abbiamo voluto proprio perché sono sempre mancate in qualche modo nella nostra provincia, ed è giusto così, da un tipo di spettacoli che vanno dal classico allo sperimentale, accontentando dunque la domanda che è enorme. Io da tempo mi sento dire che molta gente va fuori da Agrigento a vedere certe cose che ad Agrigento non si fanno. Bene, quest'anno si faranno, non avete bisogno di spostarvi perché l'offerta è veramente tanta. E abbiamo scelto, ecco, questo lo dico anche per la brevità del mio discorso, abbiamo scelto proprio rispetto all'anno scorso, con una strategia sempre pensata per voi, spettacolo per spettacolo, a una stagione più leggera, laddove per leggero non si deve intendere stupida, cioè una stagione dove si ride non vergognandosi di ridere, per cui mentre l'anno scorso abbiamo giocato l'asso pesante con spettacoli sicuramente di grande impatto, ma veramente che rimangono impressi nella memoria anche per la drammaticità di ciò che si racconta, quest'anno, pur riflettendo, lo faremo in maniera un po' più, vogliamo dire, forse più vicina alla nostra sensibilità, che è quella sempre di mettere la battuta anche nei momenti più difficili della nostra vita, per cui che si avvicina più allo spirito siciliano. Infatti 3 spettacoli parlano della Sicilia: Camilleri, Pirandello e poi Oliva Denaro, che è una chicca straordinaria che abbiamo inserito nel programma, il cavallo di battaglia di Ambra Angiolini, che ha fatto piangere tutta Italia, e la storia di Franca Viola. Vi dico soltanto che un teatro blasonato come il Franco Parenti di Milano lo ha preso l'anno scorso di stagione e lo ha rivoluto quest'anno. Non è stato facile avere Ambra Angiolini e Oliva Denaro, ma siamo orgogliosi di lei come di tutti gli altri spettacoli che naturalmente elencherò. C'è anche del jazz, la rassegna jazz. Non può mancare, quando il direttore del parco è Roberto Sciarratta, non può mancare la musica. Io infatti abbiamo sempre un po' diviso tra prosa, musica e poi cinema, come sapete. E la musica, quando si parla di musica con il direttore si passano ore senza neanche sentirle, senza neanche accorgersi che passino. Per cui lui ha scelto, come l'anno scorso, io ricordo una cosa impressionante, perché era talmente pieno di persone, talmente contente, entusiasta le persone di venire a vedere questa rassegna jazz, che credo che quest'anno sarà difficile superarla, semmai, ecco, per cui aspettatevi grandi cose. Oggi si presenta la nuova stagione teatrale organizzata dall'Ente Parco alla Congressi, un evento sicuramente importante che coincide con 2025, Capitale della Cultura, che vede tanti nomi di caratura nazionale essere presenti qui nella nostra città. Sì, come ho detto l'altra volta al foyer del Teatro Pirandello, quando abbiamo presentato il nostro cartellone, ho anticipato che quest'anno c'è la sinergia assoluta tra Comune, Fondazione Teatro Pirandello e Parco Archeologico Valle dei Templi. Una comunione di intenti, un cartellone condiviso, grandi nomi, grandi spettacoli. Finalmente il mio sogno di unire gli enti della città, gli enti preposti a qualsiasi attività culturale a 360 gradi si sta avverando. Il 2025 è a pochi mesi. Questo è uno degli eventi fondamentali che caratterizzerà il nostro carattere di inclusività. Sarà presentato sabato prossimo il Festival Pirandelliano presso il foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello di Agrigento. Il Festival Pirandelliano è una prestigiosa rassegna di spettacoli che si svolgerà nei teatri monumenti storici della provincia di Agrigento, toccando città come Menfi, Racalmuto, Santa Margherita del Belice, Licata, Canicattì, Sambuca di Sicilia e Agrigento, con lo spettacolo conclusivo previsto per domenica 3 novembre alle ore 17:30 sotto la direzione artistica di Francesco Bellomo. I carabinieri di Canicattì arrestano un latitante durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Il servizio. Nell'ambito del servizio di controllo straordinario del territorio, i carabinieri di Canicattì hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino rumeno di 21 anni, residente nella cittadina, che si era reso irreperibile, sul quale pendeva un decreto di latitanza emesso dal Tribunale di Agrigento lo scorso mese di agosto.
Il provvedimento scaturisce da una precedente richiesta di aggravamento di misura cautelare avanzata dai carabinieri della compagnia di Canicattì, allorquando il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di rapina aggravata e lesioni si sarebbe liberato del braccialetto elettronico facendo perdere le sue tracce. L'arrestato, al termine della formalità di rito, come disposto dalla locale Procura della Repubblica, è stato tradotto presso la casa circondariale di Agrigento. Nel corso del medesimo servizio sono state impiegate complessivamente 10 pattuglie con compiti di prevenzione e repressione di ogni forma di illecito allo scopo di rispondere alla costante richiesta di protezione e sicurezza a priorità per l'Arma dei Carabinieri. Particolare attenzione è stata dedicata ai centri abitati al fine di scongiurare episodi e furti e rapine presso le abitazioni private e le attività commerciali. Ulteriore scopo del servizio è stato quello di arginare situazioni di degrado dovute al concentrarsi di soggetti dediti all'uso di alcol e sostanze stupefacenti, in particolare aree di ritrovo nei principali comuni di competenza. Numerosi sono stati anche i controlli effettuati dalle pattuglie impiegate alla circolazione stradale, al fine di contrastare le numerose infrazioni al codice della strada, sensibilizzando gli automobilisti a una guida più consapevole, prudente e sicura. Tanti pericoli per i cittadini del quartiere di Fontanella e di Agrigento, ce ne parla meglio il collega Eugenio Cairone. Gli autobus extraurbani parcheggiati ovunque. Nel viale Sicilia Fontanelle addirittura in curva, e non è la prima volta. A questo punto, vista l'anarchia, si dovrebbero individuare delle soluzioni, cominciando intanto a vigilare, magari con una pattuglia dedicata, così come aveva in mente di fare l'allora comandante della polizia locale di Agrigento, Cosimo Antonica, che ai microfoni di TVA aveva annunciato l'iniziativa di mettere in campo una squadra ad hoc al fine di debellare l'indisciplina degli autisti dei pullman, costringendoli al rispetto del codice della strada, senza mettere più a rischio la circolazione stradale, così come avviene purtroppo spesso dalle parti del viale Sicilia e come è avvenuto nei giorni scorsi. Un comportamento incredibile che non si può più tollerare e che dovrebbe richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine, soprattutto quelle a cui è demandata la sicurezza stradale. Bisogna insomma riportare l'ordine a nord del capoluogo dal punto di vista della viabilità. C'è da dire che la sicurezza stradale a Fontanelle, tra il viale Sicilia e la via Alessio Di Giovanni, è messa a repentaglio anche dall'incosciente condotta di molti automobilisti che sfrecciano in pieno centro abitato anche vicino alle scuole. Da qui la richiesta, purtroppo non raccolta, di collocare dei dossi al fine di garantire la pubblica incolumità, perché i cittadini, seriamente preoccupati, non intendono più vivere tra l'anarchia assoluta. E sempre a Fontanella il parco giochi di via Alessio Di Giovanni è stato restaurato da parte dei cittadini del quartiere, a breve anche un murales. Il collega Cairone. Il parco giochi L'Isola dell'Allegria di via Alessio Di Giovanni a Fontanelle è stato restaurato questa mattina da Salvatore, Danilo, Alessia e Daria del comitato di quartiere Fontanelle Insieme, i quali hanno provveduto a riprendere il muro danneggiato col tempo. Un lavoro che merita il plauso dei cittadini, soprattutto delle famiglie che utilizzano lo spazio per far giocare i propri bambini, alle quali viene rinnovato l'invito a mantenere pulito il parco giochi. Recentemente, infatti, sono state rimosse decine di cicche lasciate per terra e nei vasi, malgrado la presenza dei posacenere. Con il lavoro di oggi si è voluto dare un tocco di nuovo alle pareti che verranno presto affidate alle mani di un artista che provvederà a realizzare dei dipinti adeguati al luogo. Ricordiamo che accanto al parco giochi nascerà tra qualche giorno un murales. Al comune di Licata sono 15 precari ASU stabilizzati con l'assegnazione verso la categoria C. Ce ne parla il collega Angelo Augusto.
Non ci credevamo più veramente, era qualcosa che già avevamo abbandonato, invece grazie all'amministrazione Balsamo e tutti assolutamente che l'hanno voluto fortemente questo nostro contratto, ci hanno lavorato alacremente, si sono impuntati affinché oggi accadesse quello che sta accadendo e noi non possiamo che dire grazie, grazie, grazie. Abbiamo stabilizzato 15 ASU nelle varie categorie, ognuno non per quello che aveva come categoria A, B o C, ma il rapporto dell'attività lavorativa realmente svolta. Quindi abbiamo stabilizzato a prescindere da quella che era la categoria formale. Quindi una categoria A è stata stabilizzata a categoria C praticamente perché realmente svolgeva quell'attività e quindi gli è stata garantita. Così come anche gli altri. Le categorie D, 2 assistenti sociali, che non avevano questa qualifica, gli è stata riconosciuta perché di fatto negli anni e nel tempo avevano dato questo servizio. Quindi oggi siamo ben lieti, grazie al lavoro svolto dal dottore Menicapilli, dalla dottoressa Moricche, dagli altri dipendenti comunali, colleghi degli stabilizzanti, oggi si arriva a sottoscrivere un contratto che fa uscire dal precariato e il nostro augurio è che il prossimo passo sia quello di portarli a tempo pieno, alle 35 ore e non l'attuale rapporto di lavoro che è a tempo parziale. Buone pratiche per l'efficienza nei lavori pubblici e contro il rischio di corruzione e infiltrazioni mafiose. È stato questo il tema del convegno organizzato dall'Ance Palermo a Palazzo Forcella de Seta, i colleghi di Palermo. Qual è il ruolo delle istituzioni? Il ruolo delle istituzioni è fondamentale perché il sistema funzioni. Noi rappresentiamo l'ossatura di tutta l'ossatura e le fondamenta di un edificio i cui muscoli sono costituiti da coloro che lavorano in questo sistema, dalle imprese che danno lavoro e che contribuiscono al benessere collettivo, allo sviluppo del Paese. Nel mio caso è fondamentale cercare di creare un ambiente favorevole allo svolgimento regolare delle attività economiche. In altri termini questo vuol dire promuovere innanzitutto una legalità consistente in un ambiente completamente immunizzato da fenomeni mafiosi o estorsivi. E Palermo sotto questo aspetto ha una tradizione importante in negativo e negli ultimi decenni in positivo. Un ambiente immune dalla pressione delle organizzazioni criminali, è un ambiente favorevole allo sviluppo economico e allo sviluppo di un'imprenditoria sana e vorrei aggiungere vera, perché se io devo svolgere un'attività in un posto in cui mi viene imposta un'estorsione, è chiaro che l'economia viene inevitabilmente condizionata in negativo e noi invece abbiamo bisogno di economia vera. L'altro compito è far sì che chi lavora nelle imprese lavori nel rispetto delle regole di sicurezza, regole previdenziali. In altre parole noi dobbiamo fare in modo che il sistema funzioni. Il sistema funziona non in un ambiente da Far West, ma in un ambiente ben regolamentato. Ance Palermo oggi organizza un convegno sul tema buone pratiche per l'efficienza nei lavori pubblici e soprattutto contro i rischi di corruzione e infiltrazioni mafiose. Qual è l'obiettivo? Questa è la conclusione di un lavoro che abbiamo cominciato circa un anno fa quando questo consiglio direttivo si è insediato. Cioè noi sostenevamo che col sistema normativo attuale c'è una grandissima possibilità di corruzione nel sistema dei lavori pubblici. Abbiamo raccolto dei dati che oggi li presentiamo, che ci dicono che il 90% delle gare d'appalto sono senza evidenza pubblica, quindi c'è la possibilità di una permeabilità quasi totale. Quindi noi oggi che mandiamo questo grido d'allarme, però contemporaneamente con delle buone pratiche raccontiamo e chiediamo alle pubbliche amministrazioni di adoperare dei sistemi per diminuire in maniera importantissima questo rischio di infiltrazioni che ad oggi ci rendono veramente preoccupati, quindi è veramente un grido d'allarme.
Ma quali potrebbero essere le strade da seguire? Ma guardi, è un ricorso alla logica. La normativa prevede due strade, o una di evidenza pubblica, quindi dove tutti possono partecipare, oppure una nelle segrete stanze di qualche ufficio. Quindi la logica ci dice, se vogliamo non avere questa preoccupazione, rendere quanto più possibile trasparente e pubblico il ricorso alle gare d'appalto. Linea alla regia per la pubblicità. Presentato ieri nel corso di una conferenza stampa presso l'Archivio di Stato di Agrigento il 9° convegno studi navarriani e il 16° premio internazionale Navarro 2025, che quest'anno si arricchisce di una sezione speciale scuole concertata con l'Archivio di Stato di Agrigento, sezione di Sciacca. Noi abbiamo seguito l'evento. Come mai questa collaborazione qui presso l'Archivio di Stato di Agrigento con il premio Navarro? La collaborazione nasce dalla volontà di valorizzare quelle che sono le fonti archivistiche sul territorio dello storico circondario di Sciacca e soprattutto valorizzare quella che è la dimensione narrativa degli archivi. Da anni il nostro istituto svolge attività con le scuole, dare la possibilità in questa occasione ai ragazzi di poter ispirare i loro racconti alle fonti archivistiche rappresenta sicuramente una modalità nuova per raggiungere quelle che sono le finalità del Premio Internazionale Navarro, ma soprattutto una nuova modalità per far scoprire e conoscere l'istituto e comprendere anche il valore e la funzione delle fonti archivistiche. Sindaco, come mai questa collaborazione con il Premio Navarro qui ad Agrigento? Ma non è una novità sposare la cultura proprio in previsione del 2025. Enzo Randazzo è un pittore di Navarro, uno scrittore di Sambuca. Sambuca è in provincia di Agrigento, quindi capite bene quell'idea della comunione tra i vari comuni, quindi di fare un qualcosa di unico tra tutti i 43 comuni della provincia, è stato quindi sposato in pieno. Un'altra promessa che ho fatto anche a Enzo Randazzo, visto anche l'importanza e lo spessore di questo concorso che coinvolge anche tantissimi giovani a 360 gradi, è quello proprio di portare il premio Navarro ad Agrigento nel 2025, ma voglio poi lasciarlo per sempre a Agrigento, a prescindere dalle amministrazioni comunali che si susseguiranno. Bisogna strutturarlo e penso che il Teatro Pirandello sia la location ideale. Presidente, anche la Fondazione darà il suo contributo al premio Navarro in occasione di Agrigento 2025. Ospiteremo questo premio all'interno di Capitale della Cultura, ovviamente, un altro anno, un premio che chiaramente merita questa nostra attenzione come fondazione, e l'auspicio chiaramente è quello che, così come le altre cose che stiamo cercando di programmare, possa rimanere nel nostro territorio per gli anni futuri. Oggi siamo anche qui, devo dire, ne approfitto, siamo all'interno di questa bella struttura che è l'Archivio di Stato, che così come il premio Navarro deve essere appunto valorizzata. Sono delle risorse che abbiamo nel territorio che vanno assolutamente messe a sistema, perché è quello che fino ad oggi è mancato, non mi stancherò mai di dirlo, servono le connessioni territoriali. Se noi non connettiamo il nostro territorio e non connettiamo i nostri 43 campanili, sostanzialmente abbiamo fallito. Quindi traguardare bene, traguardare nel lungo con cultura, con attenzione, con, devo dire, grande passione, allora sì avremo una grande capitale della cultura. Sì, all'interno della sezione giovani del premio c'è un'ulteriore sezione che è nata quest'anno in collaborazione con l'Archivio di Stato di Agrigento. Prevede che gli alunni che aderiscono, le classi che aderiscono, possano consultare dei documenti che sono stati selezionati dall'Archivio di Stato, in particolare della sezione di Sciacca, e lì i ragazzi potranno prendere spunto da questi documenti per costruire delle nuove storie che riprendono, diciamo, i grandi temi della Sicilia legati al territorio, ai personaggi, fatti reali, fatti immaginari, che verranno sottoposti, diciamo, appunto alla capacità critica e creativa dei nostri alunni. Il premio ha un valore innanzitutto di testimonianza, di affetto verso Vincenzo Navarro, scrittore, poeta riberese di origine e poi trasferitosi a Sambuca, ed Emanuele Navarro della Miraglia, nativo di Sambuca ma cittadino del mondo, perché si è formato poi a Parigi nell'ambito dei salotti parigini di George Sand, di Alessandro Dumas, del periodo del simbolismo francese, quindi del pre-naturalismo e del pre-decadentismo che in Francia quasi coincidono. E poi tornato a Milano ha intessuto anche lì rapporti molto stretti con Capuana, con Berga, che
vivevano anch'essi a con Navarro a Milano, e lì assieme poi questi scrittori hanno teorizzato il modo in cui realizzare un romanzo di tipo realista adattato alla realtà storico-culturale dell'Italia, da cui è nato il verismo, che è questo realismo europeo più umano come narrazione, meno scientifico, meno regolistico di quando lo era il naturalismo francese. E quindi una testimonianza di affetto verso questi scrittori che attraverso le 16 edizioni del premio ha potuto arrivare fino ad oggi. Quest'anno il premio si arricchisce di questa sezione particolare di ricerca, di documentazione fatta con l'Archivio di Stato di Agrigento, che dà un impulso alla ricerca dei giovani della scuola, un modo di fare sì che questi giovani sperimentino il profumo e il sapore dell'archivio, del libro, da dove nasce la cultura, come questa cultura si forma e come la loro creatività possa trovare alti stimoli. E questi sono i due momenti essenziali di questo premio. Oggi abbiamo la fortuna di poter concorrere con questo premio a dare il nostro contributo anche ad Agrigento, città della cultura, che vive un momento importantissimo per Agrigento, per la provincia, ma per tutta la Sicilia, perché dà un messaggio di pace, di speranza ai nostri giovani e di presentazione di quella sicilianità positiva fatta di storia, di cultura, di grecismo, di arabismo, di intercultura, di accoglienza, di valori anche saldi, quale la cultura siciliana ha sempre avuto e che sono quei valori che hanno fatto sì che la Sicilia nel mondo possa essere apprezzata, che i siciliani vengano apprezzati come grandi cuochi, grandi lavoratori, grandi ingegneri, grandi inventori, e sono quelle cose per cui noi nel mondo rimaniamo un punto di riferimento dei valori di pace, dei valori di intercultura, dei valori di convivenza. Le prossime attività culturali e di inclusione sociale della Fondazione Federico II sono state illustrate dal presidente Gaetano Calvagno all'Oratorio di Sant'Elena a Palermo, il servizio dei colleghi di Palermo. È una volontà da parte di tutto il Consiglio di amministrazione della Fondazione Federico II di voler avviare un progetto artistico, proprio con questo progetto di street art, per cercare di far valere quelli che sono i valori della legalità con dei personaggi simboli. Cominceremo da Paternò, che è la mia città, che ha fatto parte del Triangolo della Morte, quindi una città simbolo, dove cercheremo di contrastarla con una figura come Piersanti Mattarella. Questa stessa cosa sarà fatta anche in altre province, in altre città, quindi tutte le 9 province saranno rappresentate da persone simbolo che hanno contrastato la mafia. Riteniamo che successivamente potremo fare anche una strada che si chiamerà la strada della legalità, e faremo anche dei libri dove vorremmo raccontare la storia della città, ma anche delle persone che hanno combattuto il fenomeno mafioso. La mafia non va combattuta un giorno l'anno, non possono esserci soltanto delle giornate, ma magari noi vorremmo cercare che quel messaggio fosse un messaggio permanente e soprattutto vada inserito in un contesto di degrado, di abbandono, dove dobbiamo fare sentire la forza delle istituzioni, e abbiamo individuato dei posti che riteniamo idonei, in ogni provincia come dicevo prima, per poterli simboleggiare e poter portare avanti il loro pensiero e il loro lavoro. Le iniziative sotto il profilo di quello che è il fenomeno mafioso, una di queste è proprio quello dello street art. Abbiamo fatto anche altre iniziative come delle sfide contro quello che è un fenomeno diffusissimo che è quello del femminicidio, o altre per quanto concerne ad esempio l'integrazione. Noi durante la giornata di oggi racconteremo quelli che sono dei progetti di inclusione che faremo con dei ragazzi specialissimi che inseriremo proprio all'interno del percorso, quindi ci daranno una mano specie nei mesi estivi e sicuramente saranno utili, e riteniamo che sia una cosa assolutamente bella sia per loro che per le loro famiglie. È la prima volta che si fa questo protocollo, è la prima volta che ci saranno questi diciamo tutor, sage, chiamiamoli come vogliamo, e siamo assolutamente fieri del lavoro che stiamo facendo, anche in virtù non soltanto delle voci ma di quelli che sono i numeri assolutamente confortanti, con un oltre 30% in più rispetto al passato. Anche attraverso l'arte dei murales, l'arte che in qualche modo ricorda i visi, le persone, le storie di uomini che hanno contribuito con la loro vita a determinate condizioni di liberare la Sicilia, è un modo concreto per dire che questa Sicilia non solo non dimentica, ma il suo impegno continua a essere un impegno costante.
Tutto questo lo si fa soltanto avendo consapevolezza che non basta una vetrina, ma occorre essere coerenti a partire dalla politica, dalle istituzioni della politica, istituzioni locali, essere coerenti e respingere qualunque rapporto di connessione e di convivenza con la mafia. L'export nell'agroalimentare fa crescere la Sicilia, che segna un più 9,5%. Questi i dati pubblicati da Uncamere Sicilia in occasione della prima giornata di Food e Drinks. Le interviste a Giuseppe Pace, presidente di Uncamere Sicilia, e a Nino Salerno, delegato di Sicindustria. Oggi giornata importante per le imprese dell'agroalimentare siciliano e questa collaborazione tra Sicindustria e Uncamere Sicilia è già arrivata al terzo anno. 108 aziende dell'agroalimentare sono qui presenti oggi, 23 buyer provenienti da 3 continenti, America, Europa e Asia, stanno incontrando questi amici buyer. Quindi un giorno importante, speriamo che avremo dei buoni esiti commerciali affinché le nostre aziende possano avere sempre più fiducia per l'esportazione. Sono particolarmente felice di vedere tanta gente, tanti espositori e tanti buyer qui a Palermo. La manifestazione di oggi ha superato quella dello scorso anno, significa che ha funzionato ed è un'occasione importante per fare conoscere il nostro territorio, i nostri prodotti, i nostri imprenditori e anche da un punto di vista culturale anche la nostra città. Quindi ritengo che operazioni di questo tipo siano utili sia per gli imprenditori e per chi fa impresa in Sicilia, sia per quanti hanno l'occasione di provare e portare avanti delle relazioni con degli imprenditori che hanno voglia di uscire dal guscio del mercato locale e farsi conoscere anche all'estero. I nostri prodotti stanno avendo un grande successo, il settore dell'agroalimentare in Sicilia è cresciuto negli ultimi anni molto di più rispetto ad altri ed è quello che stiamo cercando di sostenere e di portare avanti con tutte le forze che abbiamo a disposizione. Cerimonia di premiazione a Palermo del premio Melissa Riggio, figlia prematuramente scomparsa da genitori americani originari di Burgio. L'evento è stato promosso dall'Associazione Culturale Pro Muceb, Museo della Ceramica di Burgio, rappresentata dal professore Ferrandelli, che consiste in una borsa di studio a uno studente. A Palermo, nelle eleganti sale del Museo Le Stanze del Genio, si è svolta la cerimonia di premiazione del premio Melissa Riggio, dedicato alla memoria della giovane Melissa, figlia prematuramente scomparsa del concittadino di origine di Burgio americano Steve Riggio e della moglie Laura. Il premio è stato promosso dall'Associazione Culturale Pro Muceb, Museo della Ceramica di Burgio. Consiste nell'assegnazione di una borsa di studio a uno studente universitario di Burgio che si è laureato in un ateneo pubblico italiano nell'anno accademico 2024. Alla cerimonia erano presenti Laura e Steve Riggio, genitori di Melissa, Vito Ferrandelli, presidente dell'Associazione Culturale Pro Muceb, Museo della Ceramica di Burgio, il professore Francesco Dieli del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Sergio Intorre, docente all'Università Studi di Palermo, Pina Roncalli di Burgio, Pio Mellina, direttore del museo Le Stanze del Genio, Giulia Giannetto, vincitrice della borsa di studio, accompagnata dai familiari. La vincitrice della borsa di studio è stata Giulia Giannetto, giovane studentessa di Burgio che si è laureata presso l'Università degli Studi di Palermo in Medicina e Chirurgia con 110 e lode il premio albanese. Incantevole che ben si sposa con le finalità della nostra associazione. La nostra, professore Dieli, è un'associazione che ha come nome Pro Muceb, Museo della Ceramica di Burgio, quindi il nostro obiettivo è quello di promuovere la ceramica di Burgio, il suo museo, ma anche di fare cultura, di fare appunto tante belle iniziative che possano portare avanti la nostra cittadina, e in questo caso siamo veramente orgogliosi perché qui si tratta di dare rilevanza ad una nostra studentessa, e per questo io voglio ringraziare Steve Riggio e Laura, la sua gentile consorte, per aver pensato a questo premio che è dedicato alla loro figlia
Melissa, che è scomparsa prematuramente a 28 anni, ma un gioiello di ragazza che purtroppo non c'è più e che loro, ecco, vogliono ricordare qui in questo modo. E non ci poteva essere modo migliore appunto di dare rilevanza ai talenti, alle eccellenze che noi abbiamo nel nostro territorio, ed è per questo che, ecco, Giulia Giannetto con il suo 110 e lode, il maximum valuation, 110 e lode e la menzione della tesi, ecco, merita pienamente questo premio. Io, Giulia, ti faccio i miei complimenti, ringrazio, ecco, la commissione, il comitato, diciamo, del concorso del premio, che ha appunto analizzato le domande che sono arrivate, ma la tua, insomma, non aveva messaggi, perché tu eri in assoluto, sei stata in assoluto la più brava. Quindi noi ti facciamo tanti auguri di una carriera brillante, laureata in medicina e chirurgia, quindi una laurea importante. Voglio ringraziare anche il professor Dieti per averci dato l'onore di essere presente. Abbiamo spiegato che la facoltà di medicina è presente, immagino anche loro saranno orgogliosi di questa ragazza, e quindi davvero è una bella giornata per la cittadina di Burgio, e appunto io sono molto contento e fiero di questa giovane ragazza che appunto ha raggiunto questi eccellenti obiettivi. Futura neurologa. Ah, futura, sì, papà mi ha detto stamattina che sei entrata in neurology. Ah, devo anche per completezza, diciamo, devo dire che i signori Riggio avevano anche dato la disponibilità per un'altra borsa di studio per gli studi superiori. Si tratta sempre di ragazzi di Burgio che hanno frequentato istituzioni pubbliche, scuole pubbliche, non private, e che abbiano raggiunto, ecco, delle eccellenze. In quel caso nel bando era richiesto un minimo di valutazione che va da 98 a 100. Quest'anno nessuno a Burgio ha avuto questa valutazione, quindi ho detto che la conserviamo per next year, il prossimo anno. Quindi grazie ancora loro, ecco, alla loro generosità, al loro affetto, e un applauso facciamo a Eco Art Festival, edizione seconda, Brina e Ilaria Pennoni, primi classificati nelle seconde sezioni, il servizio da Trapani. I visitatori del parco ti hanno premiata, primo premio Parco archeologico di Calata Fimise Gest. Un mondo appeso a un filo, ci era raffigurato tutto in quella tua opera. Ho visto l'apprezzamento da parte del pubblico fin dall'inizio e questo mi ha resa molto grata, soprattutto il fatto che il messaggio fosse stato capito. Il pubblico votava, ho visto la bottiglietta piena fin da subito. Questo è un festival innovativo dove degli artisti con grande impegno attraverso il rifiuto hanno realizzato delle opere d'arte. Oggi più che mai il rifiuto è una risorsa perché attraverso la lavorazione, attraverso l'industria diventa materia prima seconda, ma diventa arte attraverso la creatività di questi giovani che oggi hanno dimostrato con grande impegno quello che sanno fare. Si fa comunità, Calata Fiume diventa un attore protagonista in quello che è l'ambito regionale. Dovremmo essere in grado, come impronta da lasciare in questo mondo, di lasciarlo migliore di quello che abbiamo trovato e cercare di non buttare niente, di non consumare le materie che altrimenti ci impoveriranno per sempre il mondo. L'anima di questo Eco Art Festival ci ha creduto, l'ha voluto, ha messo su una macchina organizzativa, ognuno del proprio tassello dà del suo. Alla fine quello che esce fuori qual è? Il messaggio dell'ambiente, il messaggio di volerci bene, il messaggio di promuovere questa bellezza del territorio. Devo ringraziare tutti gli attori di questo festival, primi fra tutti gli artisti che sono l'anima, tutti bravissimi, le loro opere sono state delle opere
fuori dal comune. La storia che raccontano è una storia importante, dietro c'è cultura, c'è arte, c'è estetica, c'è bellezza. Sono stanco ma molto contento e devo dire che mi sono divertito tanto in questa manifestazione. È stata una bellissima esperienza, in questi giorni questi ragazzi hanno fatto gruppo, c'è stata la possibilità di vivere il territorio, è stato veramente molto edificante per tutti. Adesso aspettiamo la terza edizione del 2025, è una bella esperienza confrontarsi, imparare da loro queste tecniche per quanto riguarda il riuso e l'applicazione dei tessuti, soprattutto per quanto mi riguarda, nell'arte. Un connubio perfetto fra eco e cultura, anche oggi è donna, è stata premiata una donna, Ilaria, la quale ha una perugina in Sicilia e devo dire che il podio, questo è il secondo anno che... Ai perugini? Che vai perugini? Assolutamente non me l'aspettavo, no. E soprattutto perché appunto il secondo anno in Sicilia che vince un perugino, quindi ringrazio anche l'Accademia di Belle Arti di Perugia che io studio lì con Nicola Renzi. L'ho chiamata, non se l'aspettava nemmeno lui questo primo premio a Calatafimi. Mi porterò a casa un nuovo lavoro che per me è importantissimo, no? È un nuovo sbocco, non me lo sarei mai aspettata di lavorare con questa cosa, quindi veramente grazie per questa opportunità, sì, sono molto felice. Vi aspettiamo sicuramente alla terza edizione dell'Eco Arte Festival 2025 ad Maiora Semper, Calatafimi Segesta e il Parco Archeologico di Segesta. Unigames e territorio nei programmi dell'Ateneo Universitario di Messina. Sentiamo Giovanna Spatari, rettrice dell'università, e Gabriella Scandura, docente di riferimento del progetto. Torna un appuntamento che è importante, è diventato importante per l'Università di Messina, con questa prospettiva che guarda allo sport e quest'anno anche al territorio. Sì, è un'iniziativa alla quale l'Università di Messina crede molto perché ha sempre investito su tutto ciò che è correlato allo sport. Noi crediamo fortemente nel valore dello sport e per cui il coinvolgimento quest'anno di oltre 700 studenti, per la prima volta anche docenti universitari e per la prima volta attraverso Unimerran questo segmento in collaborazione anche con il Comune si apre al territorio, quindi noi aspettiamo i messinesi numerosi per partecipare a questa manifestazione. Lei ha parlato di collaborazione con il Comune per questa iniziativa, ma sono diverse e tante le collaborazioni che l'Università porta avanti nella nostra città. Ecco, un Ateneo che non è arroccato in se stesso ma che guarda spesso al di là dei propri confini. Noi dobbiamo guardare al di là dei nostri confini, le attività anche di orientamento non si limitano soltanto a quelle giornate specifiche, noi dobbiamo coinvolgere le famiglie, lo abbiamo fatto del tutto recentemente con la notte delle ricercatrici e dimostrare che l'università può essere un punto di riferimento per il territorio, per i cittadini, per le famiglie. Ogni anno vogliamo promuovere i valori che sono importanti per la nostra università, quindi dai valori dello sport della prima edizione, poi l'attenzione alle disabilità e quest'anno abbiamo introdotto l'apertura dell'università al territorio perché è importante per noi che tutte le forze della città
collaborino per far crescere Messina. Durante i 3 giorni si svolgeranno le gare rivolte a tutti gli universitari, quindi studenti e per la prima volta quest'anno docenti e personale tecnico. Le finali si svolgeranno domenica, mentre nel pomeriggio del sabato avremo in contemporanea le gare in cittadella e la gara di corsa che invece si svolgerà nella zona pedonale di Messina, coinvolgendo tutta la città. E questo è tutto per l'edizione di oggi di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i programmi TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.